A Tora Tora, a Torseon con onde furlane. Un saluto ai ascoltatori e agli ascoltatori di Radio Onde Furlane, de bande di Paoli Cantarut, voi che sin ai 27 di Genar, ai le giornate de memorie, l'innoval dalle liberazioni de bande de Armade Rosse, dal camp di concentramento di Auschwitz e alle tutto un fevelà in questi giornate dalle Shoah, dai campi di concentramento in Germania, in Polonia e via in denante, tanti di mancul dai campi di concentramento che sono stati in Italia e di questi due Ovinvuz in tale basse furlane a Gonars e a Visc, senza contare il camp di sterminio, perché lì all'era anche il for dalle risiere di San Sabba. E dunque cerimonie di qua e di là, ma di spesso si dismente le realtà che sotto il nas nus propone anche moce carreste di Kei Lux. In di Fevelin con Ferruccio Tassin, coordinatore dell'Associazione Internazionale Terre sul Confine, che andà anche realizzato un sito sul campo di concentramento di Visc con tutte le informazioni storiche se no dome dal CAS. Mandi Ferruccio, ben chiatato. Mandi. Allora, di avermi chiamato. Sì, si diceva di queste retoriche a chilo sapax che agire in una giornata come queste, però si chiale sempre in na e no a che sono anche mo sotto voi i simboli di queste storie anche dal nostri territori. Sì, proprio tutto reclamato mo al sito che vimmi tutto in pings, l'ingegnere Claudio Simeon e io. Lo vimmi tutto in pings, se qualcuno la voglia di laviodi, alle campo concentramento visco.altervista.org. Ripeti, campo concentramento visco.altervista.org. E lì al tante di che robe che nessuno sa. Sì. Ecco, perché a Visc è un campo di concentramento che per fortuna di chi che sono stati dentro ha durato poco, tal senso che lei mi tutto in pins teoricamente alla fine del 42, però l'entrata in funzione dal febbraio del 42 è stata fin dopo dal voto di settembre, qualche giornata dopo il voto di settembre del 43, sicché che pure in che erano slovens, croati, bosniac, montenegrins, erzegovins, ecco, uomini, femmini e fros. Per fortuna, grazie a Dio, non è morto nessun fros, perché è stata veramente una maledizione di Dio su di noi, se fosse morto anche un fros lì dentro. Ecco, lì sono morti in 22 e 3 che erano lì, dovevano portare all'ospedale Palma, sono morti all'ospedale Palma. Ecco, io ho filato a Siria, anche a là che sono stati seppuliti lì, che sono stati seppuliti a Palma, anche per sé che ogni persona ha il diritto di avere un luogo dove vai, che l'è morto in che situazioni ha lì. Quindi che non era un campo di sterminio, però ben non stava lì di sicuro, ecco. Beh, c'è dubito un campo di concentramento sicuro. Era un campo di concentramento. Però è un sport tutto italiano, il di minimizzare, no? I colpi, scapo di insedi. Qualcuno addirittura la dite riferenza al campo di Visc, che non era proprio un campo di concentramento. Ce l'eri allora? Sì, perché sul fatto se l'era campo di internamento, se l'era chiste, se l'era quello, eccetera. A parte il fatto che su indirizzo da cartolini scrivevi campo di concentramento internati civili di Visco, quindi i dubbi non dovevano essere essi, no? E anche sulla pianta del campo che invece sta ai lavori militari a Udin, dal palazzo ai lavori militari a Udin, c'è stata la pianta scritto campo di concentramento e era stata fatta questa pianta
aprile del 1943, con l'intenzione di trasformare che erano baracchi e tendis in qualche altro di più stabile, come che era la parte che si vio tanto che è intatta al Cur Logistic, che era tiratura di un ospedale, l'ospedale 035 da Cross Rossa, da prima guerra mondiale, che lì è stato sempre un luogo di disgrazia, ma al macul da prima guerra mondiale si arriva in di salvaio, anche se io salvavi e dopo tornavi a mandare sul carso, là che morivano a flottis, no? pur giovani. Ecco. Le questioni... Lì sono morti in 600, no? Addirittura. In 600. E quando io hai proponuto di salvare il campo, e per fortuna la soprintendenza cercare in tanto male da burocrazia, ma ha salvato al campo il nucleo proprio, il CUR del campo, il CUR Logistic, qualche don al dire, ma se merita, perché i 4 che sono morti dritti, 4 sarebbero vincenti, intanto i numeri. Allora, per i necromani, hai fatto un po' di cronaca. Dal prima guerra mondiale, lì sono morti quasi in 60 tra soldati italiani, la gran parte, austro-ungheresi, una piccola parte relativa, e ANSA CB. Le prime guerre mondiali era un ospedale, no? Sì, era un ospedale, a un certo momento era un ospedale di che fa un ospedale speciale, si dice come, no? Ecco, un ospedale così che ecco, sarebbe stato perché metteva in chi che aveva in colera, tifo, tutte le malattie contagiose. Allora sono morti lì in poco tempo, dal 15 al 17 fino a Ciauretto, Caporetto, no? Ecco, sono morti in un quasi 600. Dopo sono morti in Cutuardis perché è diventato campo dei profughi dal Piave, proprio che dica un di 90 di Piave mi ha scritto la storia del paese e dite lì sono morti in Cutuardis, di cui Potfrus sono morti, no? In una stessa giornata, era in due simui, ecco, era in due simui. E dopo sono morti al Zacchica. Dopo hai fatto un piccolo conto, anche che lì sono la svia al 2 di settembre, ha visto là che si stava ben, tra virgoletti, perché ha detto anche internato che il cibo era schifoso, ma era continuo. Allora potevi in qualche maniera argagnarsi, là perché arrivavi di casa Pax, non pensi in Pax di dono di come il Pandur arrivava e sai, no? Che potevi, lì, con che roba lì, si l'hanno argagnata e insomma hanno fatto nome un inviare e sono morti in relativamente poche persone, però quindi pensate di tanto ben che stavi, e lì sono stati 2500 anche hanno mollato, no? Sono stati dai 3000 ai 1500 hanno oscillato, no? Perché era un campo di transito entro Charlimis. Allora 300 di che persone lì non erano in grado di la via in maniera autonoma, che stavano in guardia di loro si è andato a Giambi dopo dal voto di settembre. 300 persone non potevano andare in avanti. Dopo dovevo calcolare che sono stati scoppati per strada, sono morti combattenti in altri bandi, eccetera. Ecco, per dire troppo bene che si stava. Io per fortuna ho accettato anche due persone di lì. Uno il bifan a Lubiana, si chiama Milan Skrl, e lei è stato, quando era la Jugoslavia, lei era consigliere di Stato e lei era membro della Commissione ONU per la lotta contro la droga, era lui il membro, Keith Milan Skrl, che vive a Lubiana, e lui è stato lì con Sofradi, dopo era Dosso Sur e Somari. Sopari invece aveva lato in Piestamo, perché era stata Arbera, là che era un campo là che su Mars di fa un 1400-1500 di loro. E Sofradi, le venuto a Cotuar di Sainz, le venuto di Arbe, in un stato che faceva due. L'inverno lo hanno tutti a Cusinis e là si è ripiato un po' da Cusinis. Ecco, mi ha contato che lì mi ha contato una signora che si chiamava Slavenka Uidur,
che era sposata a Osov e era Mari dal sindaco di un che è stato sindaco di Osov, Albino Venchiarutti, ecco, che è stato sindaco di Osov, no? E mi ha contato che è stata a 17 anni o poco di più, è stata internata lì e dopo è tornata a Piet, fino a Gradas in Dalmazia, è stata 2 mesi e mezzo di Ciaminavo, no? E dopo hai chattato anche quel che l'ha fatto il progetto da Leo studente di ingegneria, il progetto dalla Trinis e dall'impianto idrico e a quel che era un direttore di musica, il direttore del coro da Solvay di Mofalcon. Ecco, mi ha detto che l'era stata, allora sono andato a intervistarlo e gli hai detto su muteria al mangiare a Drenti e lui mi ha detto e mi ha risponduto in tumulto una vora diplomatica carente. E Ferruccio, volevi domandarti però anche un'altra questione, una tua opinione. Qui che in Italia, come te, ha fatto un lavoro di ricerca e di documentazione su questi lux qui di spesse è stato definito filoslavo anti-italiano, a differenza di ciò che invece, per esempio in Germania, è stato fatto con che i lux qui che sono stati preservati, in qualche caso sono stati diventati centri di documentazione, biblioteche e via denante. È sempre che vecchie storie con l'Italia no buine di fare conti con le proprie storie, con il proprio passato. Allora, la roba sta in chi termini. Quando io insegnavi, era un po' di casotto in classe, no? Qualcuno faceva qualche marachella, e dicevi chi è stato? E era sempre quel che incrociava i bracci col detto puntato di una banda e di chi altra, a destra e a sinistra, i bracci incrociati. È stato lui? E così assegnò. È sempre stato qualcun altro. Sono sempre stati in assist. All'amor di Dio, andò a fare la sua parte che di uno sguardi in assist. Io ho studiato Hitler per dretto e per la droga e l'ha fatto una per pel che non mi sono renduto conto con una dottrina così elementare comunque un popolo così colto le là da ora di un ma del genere, di un delinquente del genere, no? Ma anzi che hanno fatto una per pel e dicono la verità, hanno scommesso alla lontana, dicono che sono diventati razzisti il 30 volte e naturalmente per metà che i tre di tedeschi e quando erano dal 35 sono là in Africa che si hanno fatto, hanno copato un 300-400 mila persone, in Estris, e in Libia se avevano fatto, quando si arrivano di riconquistare la parte interna della Libia, hanno fatto morire di sé tra i 30 e i 40 mila persone dai campi di concentramento, hanno fatto una parpella, ecco, e naturalmente dicono che sono stati sempre che gli altri. Allora, sì, è che le storiografie italiane, se si le chiale ad implin, di spesse è stata un'evore distuarte su queste questioni qui. Sì. Come no? No, ma le questioni, per esempio, riguardo al confine, no? Anche tutto è messo in evidenza che, per esempio, non è mai venuto fuori come che avrei avuto di essi rendute pubbliche le relazioni famose dalle commissioni miste dai storici italiani e sloveni per valutare queste storie. Poi ci realtà le hanno rendute disponibili, ma a livello ufficiale proprio non è mai venuto fuori, no? No, a livello ufficiale no, io venuto fuori, no? Perché se no era a qualche associazione Gasparini, l'Istituto dell'Incontro Culturale Mitteleuropei di Gurissa e un altro par, Concordia e Pax, un altro par di associazioni che hanno stampato a sospesi la relazione della Commissione Italo-Slovena, ma a livello ufficiale non è venuto fuori nulla. Ecco, in Slovenia l'hanno fatta stampata diffonduta a livello nazionale, va bene, c'è una realtà più piccola, ma in sloveno e in inglese, che nulla, che preferito in pratica scovare al sport, so da
so dal tappeto, ecco, come che si dice, una frase fatta, ma che dà al manco l'idea. Ecco, dopo sì, penso della Kerkeling che tira su che il Ligonars, le storie dal chiam Ligonars. Che Ligonars, è fatto anche in generale sui campus italiani. Il primo completo è stato Carlo Spartaco Capogreco, da Università di Cosenza, un Miedi che dopo si è data alla storia contemporanea, che la fa su 12 campus, fa sì, i campi del Duce, a Paregnano è stata pubblicata, ecco, e dopo sono venuti su la Francesca Meneghetti che ha fatto sul campo di Monigo vicino Treviso, che ha fatto un'opera monumentale, ma anche altri, ecco. Ma volevi domandarti, tal chiamp, di gonarsi, io i passi denante, quasi te, ogni dica soia sta lì, sono un par di murs, ta che di visc, c'è si può dire anche mo viodi? Si poteva viodi, perché come hanno fatto, hanno messo davanti una tela verde di chiesa che si vede dai ors perché non vedo inderenti che non c'è l'inderente se che tu fai, no? Hanno messo attorno al campo in modo che non si vede perché a Colladun, no? Addirittura la regione aveva dato 2 volte, prima quando era il centro-sinistra, come per dire la verità, anche la destra aveva assegnato un 20.000 euro per un concorso di idee sulla valorizzazione dall'ex compendio del campo di concentramento, no? E la prima volta non sei su Mucchilada, ma non ha fatto nulla. E questa seconda volta hanno tirato fuori, manco l'ho mandato a Tor Pacciasis, che intanto che era per valorizzazione da caserma, che non era per valorizzazione dall'ex campo di concentramento, no? E dopo hanno lasciato perdere perché hanno detto che come ahí la pandemia, che la pandemia va essere progettata meglio che nessuno sa, perché sono in Braga di tela tanti professionisti come più di qualcuno specialista del settore in museologia avrei potuto fare qualche progetto egregio per recupero, no? Perché la sovrintendenza ha vincolato 60-70 mila metri quadri al CUR logistico. In pratica, se uno passa per lì, arriva a Viodi attraverso questa tela verde, riesce a vedere la realtà del campo di concentramento. Allora che si lascia con la dubbia, no? Con la speranza, come che si fa Scardino, che dopo si cambia destinazione d'uso dall'area e magari ti viene su, se che non può innanzi venire su, perché come la Int andai Black al cool per dire per Furlan, se ha di comprare Dulaia o di fare zone commerciali per ogni canton, se hanno di fatto che di non sguardi, ecco la situazione, che invece l'unica situazione che è stata confine per 5 secoli, confine tra cultura slava e in senso generale e tedesca a est, con la cultura latina a ovest e dopo era di mies la cultura ungherese, no? Ecco, chi è sin stato sul confine si potrà valorizzare sia il confine che anche non capito che anche dal confine un enigma che arriva sempre in ritardo e a black, ecco, di capire il confine e di fare un algo di organico in modo che chi benedetto paese che ha questa fortuna di essere stato sul confine, fortuna tal senso che il confine era sì di scontro, ma poteva essere anche di incontro e potrebbe essere un centro di educazione alla pace, perché la pace non è che cola dai noi, ecco, la pace si costruisce. Il cardinale Lercaro ha cambiato al proverbio latino che si diceva se vi spacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra, armiti fino ai denti. Lui l'ha detto che era un teorico di pedagogia della pace, se vi spacem para pace, se vuoi la pace prepara la pace, e chi si potrà fare? La pace si sa che sglonfa anche la boccia, la parola pace, la P, no? Ma se va costruita giornata per giornata in molta intelligenza si può fare e chi potrà essere un look di dolore, potrebbe diventare un look di educazione, ma a livello europeo.
Sì, sì, dunque un look importante, fra l'altro come che avin sentito di Ferruccio Tassin, non solo per le sue destinazioni a chiam di concentramento in la seconda guerra mondiale, ma anche per altri eventi storici e che al meritaresse destinate a sticciare le memorie, perché le memorie o aie complete e ten conto di tutto se no, se no non è e allora un'altra volta un invito proprio in queste giornate magari a dare un'occhialata a queste talk di memorie dismenteate l'ante sul sito campo concentramento visco.altervista.org e ringrazio Ferruccio Tassin di queste precisazioni e sì, Dinus. Ecco, potrei dire che si potrebbe fare un film, perché l'estate dal Finfen in pratica fino al Vozen l'estate sul confine, no? E dopo Ancia, quando è diventato l'estate Ancia un centro di rifornimento per Wehrmacht, per l'esercito di occupazione tedesco, ecco, è stata un'operazione di comando da parte di Martello, comandante da Bassa Furlana, ecco, che ha portato via un camion rimorchio di armi senza colpo ferire, come si dice in italiano, accoppato Melcian, perché pura bestia lo aveva allenato a attaccare ogni persona che aveva un'arma in mano, sicché la sicuro di attaccare Cristian e hanno tirati e recuperati. Insomma, Vignares fu un film incredibile. Pardon, va bene. Ringrazio Ferruccio Tassin per avermi scontate queste storie miege dismenteate. Grazie e mandi. Mandi, grazie. A tora tora, a torzeon con onde furlane.